nella sua forma come lo vedremo. Oggi siamo qui all'Associazione Nautica di Ostiglia che come sempre cerca di essere protagonista in queste zone per stimolare l'approccio al Po sia da parte dei giovani, meno giovani oppure qualsiasi persona che vuole cominciare a viverlo nel modo che noi riteniamo più giusto, quindi in modo turistico, in modo sportivo o anche culturale e poetico. In particolare oggi siamo qui per cercare di sensibilizzare dei giovani, dei ragazzi a quello che è il mondo del kayak, cogliendo il pretesto di questa prima regata non competitiva che verrà svolta a settembre da Mantova a Ferrara. Oggi è un incontro più che altro culturale dove facciamo vedere ai ragazzi cosa vuol dire usare un kayak, cos'è un kayak e cos'è un kayak sul fiume Po. Ci auguriamo che questo possa permettere un certo interesse e che possa dar seguito a un vero e proprio corso. Il kayak è tutto qua, è tutto in questa fetta che si chiama pozzetto. Qui c'è il vostro volume e qui dovete sentirvelo vostro. Perché vi faccio vedere questo? Perché questo ha questi gusci di invito, che sono di una comunità estrema, dove proprio sotto ci stanno le ginocchia. Le ginocchia stanno qua, se il paletto è spostato da una distanza tale che vi consente di tenere comodamente le ginocchia qua sotto. Avremo sempre delle persone esperte che possono introdurre questo tipo di disciplina. Ciò che è importante è che chi venga chiaramente deve iscriversi, deve comunque dare la propria disponibilità e venga con un proprio giubbotto di salvataggio adeguato. Si possono comprare diciamo abbastanza facilmente, non costano tanto, però danno un'estrema sicurezza. Ovviamente deve sapere nuotare. Ecco. Facendo forza sulla pagaia infili le gambe. Mentre il destro è bloccato con la pagaia ferma, nel sinistro ruota nella pagaiata, però deve venire a voi. L'evento di oggi credo che sia abbastanza significativo e soprattutto sulla scorta di quella manifestazione che sta venendo avanti, che è la discesa non competitiva Mantova-Ferrara. Un'iniziativa che sappiamo benissimo è fortemente voluta dal territorio perché coinvolge parecchi comuni rivieraschi da Mantova a Ferrara. Proviamo, sensibilizzando i giovani e sensibilizzando anche un po' quello che è il nostro territorio, che c'è una forte possibilità che questo territorio possa trovare nel futuro, attraverso questi eventi, una riqualificazione territoriale che potrebbe poi innescare altre situazioni a noi positive. Cerca l'acqua, cerca di muoverti senza ribaltarti. Dondola, 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 di più. Sulla scorta di questo oggi andiamo ad affrontare una giornata di kayak, ma oggi ho messo a disposizione personalmente la mia imbarcazione, che è un'imbarcazione da fiume, per mettere in evidenza anche ciò che potrebbe essere non solo il kayak, ma altri modi di poter uscire con una barca sempre propulsione remi. Quindi oggi faremo vedere anche com'è la voga alla veneta con i 2 remi sul battello da fiume.